Bilancio positivo per la settima edizione di Blue Sea Land, l'Expo dedicata alla pesca sostenibile e alle eccellenze ittico e agroalimentari del nostro territorio, aperta al dialogo e alla cooperazione con i popoli del Mediterraneo e dell'Africa. Quest'anno due new entry, India e Indonesia, che per la prima volta hanno partecipato alla Kermesse dedicata alla figura di Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto della pesca di Mazara del Vallo, recentemente scomparso. Il riconoscimento di quel modello del cluster ideato da Giovanni Tumbiolo per tutto ciò che riguarda la pesca, la trasformazione ittica, l'acquacoltura e non solo, anche i prodotti di mare ma i prodotti di terra. E quindi Blue Sea Land si conferma ancora una volta un appuntamento crocevidi popolo, civiltà e culture e che lancia ovviamente la prossima edizione, l'ottava edizione, dal 17 al 20 ottobre del 2019, dove ci sarà un grande collegamento con le attività legate alla valorizzazione dell'agroalimentare, ma anche alle opportunità di business e tutto ciò che riguarda il mondo agroalimentare. Quello che mi colpì di Giovanni Tumbiolo, quello che mi disse una volta: guarda che l'universo intero gira con un unico scopo, quello di farci incontrare. E io rimasi sorpreso, ma come, addirittura le leggi scoperte da Newton sul movimento degli astri? E sì, dice, perché a Mazara del Vallo prima o poi ci devi arrivare. Ecco, io devo dire che conservo di quest'uomo un ricordo meraviglioso. Credo che quello che è stato costruito in questi anni da Giovanni e dai suoi collaboratori è qualcosa di universale, che ha trovato una sorta di sinergia precisa con la città di Mazara del Vallo. Il Blue Sea Land è stato immaginato per Mazara del Vallo, non può che continuare in questa città, perché con tutto il rispetto non credo vi siano altre città che presentino le stesse caratteristiche legate alle ragioni per la quale è nato il Blue Sea Land. Gli obiettivi più che novità saranno sicuramente un allargamento della platea e poi certamente una manifestazione più corposa, più importante, magari anche strategicamente più commerciale, che possa dare un beneficio importante anche alle aziende. Tutti questi ricercatori siciliani intorno appunto a Mazara del Vallo, che hanno tecniche che vanno dalle diagnostiche ambientali alla rivelazione delle plastiche nell'acqua, ma anche nei pesci, diciamo, possono contribuire a capire cosa sta succedendo in fatto, come dire, di inquinamento, in fatto di salute del pianeta Terra in generale, e come questo poi va diciamo, nella salute, come dire, dell'uomo. E quindi in questo soggiorno è nata proprio l'idea di lanciare un progetto con centralità a Mazara sul tema delle plastiche. Il fatto che mio padre sia un po' presente nei cuori di tutti mi riempie d'orgoglio. È l'insegnamento che ci ha lasciato e sono le fondamenta di questa splendida iniziativa che è Blue Sea Land, che abbiamo visto crescere e che in qualche modo io ho sempre definito il mio fratello piccolo, perché ha solo 7 anni, ma soltanto per questo, perché è grandissima. E adesso è diventata parte un po' della nostra cultura. Perché porta avanti culture, sia la nostra che culture diverse. È una preghiera interreligiosa che ci accompagna in tutti questi anni, che credo sia il luogo simbolo, la piazza blu, e anche quello che viene rappresentato, un momento di non soltanto simbolo per questa cooperazione economica, sociale, che è rappresentata ormai da Blue Sea Land a livello internazionale.